Buonasera a tutti, BCTV, esta novela de hoy, die 30 di marzo, belle che è finito, 2025. Bene, come ti ripeto su che lui è presentata coccolato, che e pacco di biaitino, che come viene da canna 4 della fotografia, sono un pacco queste aperto de pruso, ma su che lo in pratica più o meno in questa condizione come un pacchetto resta aperto appena da sul biaitino come adesso il barcone del studio di via Salvemini. Bene, andiamo adelante, un'altra fotografia scusta. E di musica non era sottare a vallo, poi non sponettabba, ma pacca roba, da saldecche a sauna, ma un po' più pispisu, pispisanne, insomma, quindi poi resta mezzo coccolato tutto da dire, e a sassetta addirittura a ispalazzata dei sottotto 14 gradi, temperatura massima 7 gradi, temperatura minima. E diamo lunedì, io domenica, e diamo lunedì, è spalazzato per tutto la die, perché non è da essa una a sa stress, e poi ha salvato il borso scaricativo e abba, ma poi torna a spalazzare perché 7 gradi temperatura massima, 15 gradi temperatura minima. E cominciamo con un toccamento e dolo. Io mi lamento appena su questa persona, mi deve risultare parente, magari un pacco da largo, ma comunque parente. In Sassari a 80 anni, di Subrantacchin, finché il morto Sebastiano Pala, de Soldumbolo. Figlio de Tonnedo Pala e Serafina Camboso, chi istaiana in Oscheri, desinterno non managalo comunicato, scorgesti Sassari, o in vizi condolenze e pazienza a famiglia tutta da parte dei vizi TV. Un mannedo che maiana Bustiano e Dumbo, probabilmente Vrate e Paolo e Dumbo, noi insomma la famiglia però è scusa su Mannedo, Bustiano e Dumbo, no. Fitti mi pare frate di Fiamilieda, e sa che è morta poco tempo fa, o che centenaria. Bene, andiamo da innanzi, fai da moldeatelo, bilongalo questo scanello, non riesco così qualcuno se lo ha già ritirato, quindi saprà stanieda, che su collarino, posto del collarino, quindi che non è cane di qualcuno sono. Bene, andiamo da innanzi e facciamo adesso a ragionata che bestate di zero in Probania, Sodarone Probania, di Giovanni Farina che ha contato il conto suo, insomma, di tutto quello che ha colato, se la cura, le canta via la boccata innocente, e in queste città balneare in diverse parti del mondo, in Colombia, in Argentina, in Australia, ha una vita veramente particolare e meta sacrificata, insomma, su chi narratisse, insomma, accusato in maniera innocente e non può aver fatto cosa che merita di essere punita da questa galera. Bene, andiamo gara innanzi e quindi abbiamo stato sul libro che ha Veneto e poesia, lui conta la vita sua e tanta altre opere, insomma, che ha scritto in tutto questo anno scalato in galera e in fora spuro a seguito a scrivere. Appuntamento letterario, abbiamo dopo su Kimbe di aprile, l'associazione Achimuro, culturale Achimuro, presenta la nuova opera di Giuseppina Donedo. Cinema Ariston, Via del Fenu, Biti, Modena, giornalista Paquito Farina, relatore dottoressa Franca Carboni
editore dottoressa Anna Lisa Cucui, scrittrice Giuseppina Doneggio, leggono dottoressa Peppina Pala e il giornalista Pacchitto Farina. Bene, l'appuntamento è a presentazione de Bambole di Betulla di Giuseppina Doneggio. È sempre organizzato dai Archivus 31, cioè praticamente casa a Sassette, saranno le Probania, con una conferenza educativa rivolta ai genitori e alle comunità educante con il dottor Lorenzo Braina, le regole che rendono liberi. Bene, entriamo si stampa, insomma, sul giornale de oggi e di una tebbata che non riguarda dai a corso. Noi che abbiamo un parco di Tepilora, è carta dei servizi, un incontro a Bitti, vertice con gli operatori turistici della zona, mercoledì prossimo 2 aprile alle 17 negli spazi dell'ex giudice di pace in via del Feno a Bitti sarà presentata agli operatori turistici del territorio la carta dei servizi del parco di Tepilora. L'appuntamento è rivolto a tutti i soggetti che operano nei comuni del parco e anche quelli che intendono avviare attività a breve, che intendono attività a breve. L'occasione sarà a scambiare diverse informazioni e idee, soprattutto per far partire nuove collaborazioni tra ente parco e imprenditori. La carta dei servizi del Parco Naturale Regionale di Tepilora, intesa come carta di impegno per la qualità dei servizi turistici, rappresenta uno strumento di collaborazione volontaria tra il parco e gli operatori turistici del territorio, volto a garantire standard qualitativi verso i visitatori, promuovendo una offerta responsabile e sostenibile. Va bene. Colamo andiamo da innanzi e facciamo de Sabitese che purtroppo ha perduto chi su Orosei 2-0 su Fanum Orosei ha vinto quindi come Sabitese sta a 41 punti cerca fino prima del Orosei che sta in basso però ha perduto periodo iscrienisso e tutto non mettavano po' Sabitese ma torniamo a fartiare Sacco Corosta da essa partita inveniente. Andiamo da innanzi, nasce a Nuoro, il terzo polo e centrodestra uniti. Il battesimo della coalizione martedì si parlerà di nomi, e cioè no che è stato questo incontro organizzato su Pisdazzi, in effetti il gruppo del Sascoid poi regionale di Nugolo, ma di fatto poi è stato trasformato o perlomeno organizzato come un incontro destra, centrodestra, UIL, eccetera, UIL Sardegna e così via, e non che siamo la tapata in mezzo in questa regionata e quindi è qui che la necessità di chiarire chi la Nazione mai con partiti coloni, in modo tale che non va a possibilità di interpretazione. Ha partecipato all'incontro in quanto invitata da una forza politica, il PISDAS, che anche se con alti e bassi e sviamenti è comunque una struttura organizzata della cultura politica sarda con la quale Sardegna Nazione tiene un discorso aperto anche per possibili alleanze elettorali. Lo chiarisce, Bustiano composta, eccetera, eccetera, e comunque chiarisce che Sardegna Nazione non ha mai fatto e non fa mai alleanze elettorali con partiti coloni, partito tricolore di destra né di sinistra, ma è disponibile alla collaborazione con forze politiche endogene e liste civiche che non siano civette di partiti esogeni. Intanto la Rifondazione Comunista sarà invece alternativa al centro-destra e al centro-sinistra,
e al mascherato civismo che, governando la città in questi ultimi anni, ha dimostrato essere incapace di dare risposte ai tanti problemi che hanno condizionato la vita delle famiglie e dei cittadini nuoresi. Lo sottolinea Piero Mura e Pierluigi Mulleri della segreteria cittadina di RC. Bene, bene, bene. Andiamo innanzi. Blitz sulla Aurelia come quello di Siligo, e insomma che sono cercato su sardo, non dato il suo appunto dibattito che è stato dopo Giovanni Farina, su quale la di mannato, ma se tu non sei stato un pastore sardo, è entrato in questa giostra è mannato ovviamente no, ma la giostra pare che si tornano a girare pure un po' questa rapina che è stata in Italia, insomma, in Aurelia. Nessun dubbio sulla pista sarda, per l'assalto ai portavalori, e sono al vaglio i filmati. La parola che pare che abbiano inteso del puso è aio. Aio è sardo, chiaramente che è sardo, come te titia, come te pisti, eccetera, eccetera, però che sono formas, che sono colate pure tranquillamente in italiano, insomma. Tanto sono che sono stato in Sardegna che hanno fritto una rantitia, non erano che freddo, oppure i tennisco, pisti che hanno visto anche su brugliata. E non solo, ma se voi ascoltate le pubblicità di un'azienda molto importante, Coop, provate ad ascoltare la pubblicità di Coop. È basata proprio su questa parola chiave aio, e quindi che narrare chi, rubato chi ha parlato aio non siete una prova lampante, ma che a parte questo immaginario collettivo, insomma, che banda, una banda che narrata io o deve essere favorita sarda, ma non vi poniamo a mani su cu. E comunque questo immaginario collettivo, lo sardo sono sempre comunque visto sempre a questo fatto. Bene, province del Rio, narrata elezione diretta ai cittadini credo interessi poco. Vabbè, del Rio come magari scoprire una parte sua sarditate, quindi reste interessante pure questa Sardegna. L'importante sono i servizi, non le poltrone, dopo di questo siamo perfettamente d'accordo che la provincia abbia sido trasformata in carrozzone. Poi non pone su scadello, lo può allenare, poi può andare a si installa pullman e così via. Cambiare le regole per sostenere la sanità, il confronto tra esperti chiude la scuola, e no che hai detto ovviamente scuola di politica, più costi e meno servizi, l'anomalia sarda messa in luce dai diversi interventi. E vabbè, chiaramente non sono dei custos, ahí hasta Luigi Arro, eccetera, e essa soluzione, però la soluzione non arriva. Una famiglia su due non beve dal rubinetto, la percezione della no potabilità è bassissima. Allora, io personalmente vi ho solo quasi belle che solo verso rubinetto, ma comunque oramai è entrato in conca o anche la posta in conca. Chi tocca da comprare un pull al deaba, se no capisci la facchene ponche la simbolare la pull al de sabba, la sacchene poi la che viene chiaramente la pubblicità si deve orientare in questo senso, ma non è sempre che sabba del rubinetto este de non biere, insomma, capita pure che hanno sabba veniti posta la condotta viene posta in funzione dopo che ti firma, oppure si è spessata, oppure è stata la potabilizzazione proprio in questo momento e così via. Però poi la maggior parte sa via sabba sul rubinetto
abba che si pote bere e chi è sicura che siete potabilizzati. Allora andiamo in a vedere, c'è un dibattito degli studenti. Scusate. Scusate, ma avete una telefonata sciacale di via può rispondere. C'è un dibattito degli studenti, minacce di morte a Meloni e Fratelli d'Italia. Le scritte apparse sul muro del teatro di Ozieri, tra gli ospiti la deputata Polo. Polo è una deputata che non la conosco. La solidarietà dell'ANPI e a Fratelli d'Italia, la condanna della scuola e del sindaco. Vabbè, è chiaro che sono da condannare, ma che parte della politica, hanno fatto scritta, non è che hanno fatto chissà ite, insomma, e quindi questa politica vista bina scusto. Bene. Allarme a Kiev, è entrato nella politica internazionale, nuova offensiva russa. Visti gli incendi scoppiati nella città di Dnipro dopo una serie, vasti incendi, scoppiati nella città di Dnipro dopo una serie di attacchi con droni. Cioè, è chiaro che a un'ala bessa mesa in un besiaida de paca, saterà di circa di conquistare canto post territorio, poi lo potete scollire, insomma, in una eventuale paca che è giustificare una guerra di 3 anni, vabbè, certo non è facile andare a fare una guerra di 3 anni e poi giramos a mano in buzzacca. No, è legale che qualche cosa in mano stoccata della girare e questo è che funziona a livello delle persone, ma funziona pure a livello dei stati. Migliaia di morti in Myanmar tra scosse e bombe. Si scava a mani nude tra le macerie. Le vittime sarebbero già oltre 1600, ma purtroppo in Cuba, che è la ex Birmania, che come è chiamata Myanmar, va a 2 terremoti che distruggono l'azienda, sul terremoto della natura e sul terremoto del suo regime militare, che non solo sta mostrando assolutamente inefficiente il suo soccorso socorrerne los poveritos che sono stati sotto del suo terremoto, sotto adesso domo rutas per su terremoto, ma è che a bombardare, cioè a un'ala narata de espettine soccorso e poi a saterala invece inviare bomba a satera parte della Birmania, adesso Myanmar, e non bisogna lo schisso sclamano sono ribelle. Andiamo a giocare da innanzi, una nuova offensiva di Mosca, Zelensky bluff sulla pace. L'esercito di Israele spara sulla Croce Rossa, ormai Israele spara su qualsiasi cosa, insomma è chiaro che in cui pur siamo in una situazione non bene. Sul governo di Israele si lega e si mette a guerra, si termina questa guerra, il governo di Israele deve fare il suo sconto, deve fare e a contormetta da paccare e quindi li conviene a mantenere la guerra. Intanto in Turchia migliaia in piazza per Imamoglu, in Istanbul, folla a Istanbul per Ekrem Imamoglu, centinaia di migliaia di persone, narrata 200.000 secondo le stime giornalistiche, ci sono giornalisti da Deinia naturalmente,
i manifestanti erano quasi di 1 milione di persone, secondo stime giornalistiche, si sono riversate nel parco di Maltepe, sulla sponda asiatica della città, sul Bosforo, per esprimere solidarietà al sindaco sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Si sono viste code chilometriche per accedere all'area della manifestazione, mentre il CHP, il maggior partito di opposizione, di cui Imamoglu fa parte, sono stati oltre 2 milioni, poi sono partecipanti sono stati oltre 2 milioni, ma la SEMA 200.000, la SEMA 2 milioni, ma comunque sicuramente si arriva a Curziaiana a 1 milione. In effetti mi manca un articoletto, mi manca in un vabbè, questo impegno che ha poi io questo ortaidie in Selargios, in un besaedata de questa situazione della Sardegna, dopo tutto questo fatto, appunto che bisogna è stato, lui se non riesco di capo brincato, ma non credo, Blitz, famiglie e così via. Niente, no, ho caricato su articolo del giornale che narrare e comunque sono dibattito molto importante che abbiamo su dei che va succedendo in Sardegna, che la situazione in Sardegna oggi viene a vedere a livello di ribellia che veste adesso cala è una scritta poi la collezione Salfirma poi sabato bello 24 no, diversi comitato che si muovono in tutto canto la Sardegna. Abbiamo da fare una valutazione di questa cosa, tenendo conto che viene scritto il caso la minestra nucleare, poi la Sardegna e chi no, poco tempo non tornerà a cominciare l'esercitazione militare in terra nostra. E che in questo terminiamo si novella di oggi che è durato un po' manco 7 dal 10, 20 batto il minuto e noi diamo l'appuntamento torna a casa a Samatessi ora. A menso vedere di buon a tutto dai Bezzi TV, adioso e menso la casa.